Udine, città millenaria, viene nominata per la prima volta nel 983 in un diploma dell'imperatore Ottone II. E il cuore di Udine è Piazza Libertà. Si vede una Madonna col fruttin e tengono coppie dal principe Stiel di Udine. Perché il leone lassù, al fotaiata tox, e duci tox portassa a torpe città, anche trofeo pai francesi. Le fontane nel passato erano importantissime. Corrispondevano al progetto di portare acqua potabile alla popolazione. Esisteva un sottopuarti che all'estate sdrumat col terremoto dal 1511 e con li donge avvenivano fattis esecuzioni capitali, tant che questo coup di place agli era reclamat ciam di giustizia. Anno terribile il 1511 per la città. E anche dopo il pericolo della peste, la vita ricominciò a scorrere. Che palazzo, è monumentale, è grandioso. Sì, è veramente un bel palazzo. L'architetto di Glemone che voleva fare su un palazzo che aveva di essere italiano, ispirato al 5 e al 600, con esigenze moderne. Una storia racconta che Attila, flagellum dei, mezzo uomo e mezzo cane, arrivato a Udine dopo aver incendiato Aquileia, per godersi lo spettacolo, ordinò ai suoi uomini di costruirgli un'altura. Che sia stato originato dallo scavare degli elmetti dei soldati di Attila, o che al centro del lago vivesse un mostro finché un santo guerriero non lo uccise, forse sono cose non del tutto accadute. Ma vero è che, nella depressione sotto il maniero, si raccoglievano le acque delle rogge fino a formare un piccolo lago. I patriarchi scendevano dal castello per andare in barca sul mitico lago. Poi si prosciugò e del Zardin Grande, quello che si vede oggi, ha preso il nome di Piazza Primo Maggio.